Benvenuti all'appuntamento meteo di mercoledì 31 dicembre. Aria più fredda proveniente dal nord-est europeo inizia ad affluire sul nord Italia e in parte anche sulla nostra regione. Si tratta in ogni caso di correnti per lo più secche, quindi la stabilità continuerà a farla da padrona. Oggi al mattino lungo la fascia costiera il cielo sarà in prevalenza sereno poco nuvoloso. Il cielo sarà coperto nelle zone più interne. Nel corso del pomeriggio anche in queste zone la nuvolosità andrà via via diradandosi, mentre sulla fascia costiera proseguono condizioni di cielo sereno. I venti al mattino di tramontana forte con raffiche tra i 70 e gli 80 km/h. Il mare stirato sotto costa, molto mosso al largo, le temperature in generale calo ovunque. Situazione prevista per il 1 gennaio 2026. Nel corso della mattinata graduale aumento della nuvolosità, in particolar modo sul settore centrale, dove saranno possibili brevi scrosci di pioggia, mentre tra Valle Scrivia e Valle Stura si potranno verificare deboli nevicate anche a quote inferiori ai 500 metri. Nel corso del pomeriggio nuvolosità ancora presente, in particolar modo sul settore centro-orientale con possibili piovaschi. I venti saranno moderati, prevalente da sud-est, mare generalmente mosso, temperature in aumento lungo la fascia costiera, stazionarie sulle alture.